Preso al volo Riccardo Zanellato, sempre disponibile, sempre un piacere intervistarlo. Innanzitutto, se ci vuole presentare la sua gentile ospite. Assolutamente, Silvia Targa. Piacere. Che ci ha fatto il favore e l'onore di accompagnarmi oggi per l'Ave Maria che abbiamo dedicato alla Madonnina. E quindi... Allora, innanzitutto complimenti Grazie. perché è sempre un'emozione sentirvi suonare e cantare. Grazie. Ma sappiamo che sei reduce 2 giorni fa dall'Arena di Verona. Esatto, sì. Quanto è importante ritornare a suonare dal vivo? È decisamente un'emozione straordinaria, perché l'avevo sperimentato in Giappone poco prima, finalmente, dove potevamo esibirci davanti a un pubblico, ma ora a Verona 6.000 persone, un evento storico come i 150 anni di Aida con il maestro Muti, insomma l'emozione non riesco a descriverla, è stata unica. Ecco, diciamo che il maestro Muti ti predilige come basso, c'è un rapporto di stima, di amicizia, ne hai già parlato in altre interviste e questo ci fa piacere sottolinearlo. E questo fa soprattutto piacere a me perché è un onore che è inaspettato e che mi voglio godere finché dura, insomma. Ecco, noi ti lasciamo, ti ringraziamo per la sua disponibilità, hai appena finito di cantare e quindi Ci fa piacere veramente la tua disponibilità. Grazie, da Polesano. Un piacere e grazie a Un onore, Silvia. maestro, averla accompagnata per l'ennesima volta, possiamo dire. Grazie. Piacere grazie. mio.